Bella a tutti ragazzi, benvenuti di un nuovo video. Aspetta che ci ho marcato Batman Napoletano, come state? Spero tutto bene. In questo video si parlerà di calcio mercato. Se finalmente, come aspettate, un ritorno delle news di calciomercato. Piccola parentesi, la serie delle magliette non è ancora finita. Scusate, non è ancora finita, mi dovrebbero arrivare delle magliette entro il 25. Però, vabbè, un paio di magliette dovrebbero arrivare questa settimana, se non la settimana prossima, e altre penso dopo dicembre. Perché poi appunto si continuerà dopo dicembre. Però vabbè. Allora, iniziamo con il calciomercato. Allora, devo smentire delle voci che circolano in giro, cioè quella di Dusan Vlahovic, dell'attuale attaccante della Juventus, che si può trasferire a Napoli. Allora, non è è una notizia sì che c'era, ma c'era a Napoli. Quando c'era a Napoli? In estate. Il Napoli cercava un attaccante prima dell'acquisto di Lucca. Le opzioni erano la Darwin Núñez, Vlahovic, Lucca e un altro attaccante, Oliund, perché Oliund è venuto dopo quando si è infortunato la Lukaku. Dobbik. Però per questi attaccanti non se ne è fatto più niente perché poi è stata acquistata Lucca. Mo il Napoli ce li ha gli attaccanti. Lukaku è stato recuperato. Non dovrebbe giocare per la partita di dopodomani, di mercoledì di Coppa Italia. Uscirà pure un pronostico, non so se stasera o domani, sulla partita. Un pronostico della partita, magari farò uscire uno shorts dove vi parlerò della partita. E poi magari il giorno stesso oppure domani farò uscire il pre-partita di Napoli-Cagliari. E vabbè, stavo dicendo, il Napoli ce li ha gli attaccanti, mo rientra Lukaku per la Juve, e quindi sarebbe inutile andare ad acquistare un altro attaccante, perché tu c'hai Ambrosino, Lukaku, Oliund, Lucca, ce l'hai ai quattro attaccanti, quindi non è che un quinto attaccante ti serve, cioè, vabbè, passiamo avanti. Allora, ci sono state dei contatti ehm, tra l'esterno offensivo del Manchester City, Doku, ehm, se vi ricordate, ha fatto pure un gol a City Napoli, se ve la ricordate. Vabbè, era tipo inizio settembre, metà settembre, quando si giocò quella partita. E ci sono stati dei contatti, sì, ma con quali squadre? Con squadre americane e con squadre arabe. Quindi, però il giocatore ha deciso subito di, diciamo, rifiutarle queste notizie, queste offerte perché vuole continuare a giocare in Europa, continuare magari per altri 2 o 3 anni la sua carriera al City e poi magari cambiare aria e andarsene. Però quello che sono sicuro, sono sicuro di dirvi, è che Doku, quando se ne andrà tra 2 o 3 anni, se ne andrà fuori dall'Inghilterra, no Liverpool, queste squadre qua, o altre squadre magari un po' minori. Poi abbiamo una notizia che riguarda il Milan, cioè quella del possibile ritiro a fine stagione di Luka Modric. Allora, devo smentire pure quest'altra, che Luka Modric non dovrebbe ritirarsi a fine stagione, al massimo quello che mi dicono le mie fonti, poi non lo so se a fine stagione, a giugno, maggio-giugno, Modric si vorrà ritirare, non lo so, però da quello che so
non si dovrebbe ritirare ma firmare tra gennaio e febbraio ehm, sarà un nuovo contratto fino a giugno 2027, quindi un biennale fino ai suoi 42 anni. Poi l'ultima notizia di questo episodio di calciomercato riguarda Mohamed Salah. Momo Salah, come sappiamo molto tutti, ha giocato nella Fiorentina, nella Roma e tutt'oggi gioca nel Liverpool, uno dei migliori club che abbiamo in Europa, che l'anno scorso ha vinto il girone della Champions, arrivando prima, girone unico, la fase a campionato, e ha vinto anche però vabbè, non è un titolo, è quello, non è un titolo. Vabbè, poi ha vinto anche uno o due Champions con Liverpool, campionati con Liverpool, l'ultimo è stato proprio l'anno scorso, però il suo desiderio è quello di cambiare aria a fine stagione, non a gennaio come dicono alcune persone, ehm, ma a giugno. Perché? Perché diciamo non si trova meglio, non si trova più al centro del progetto con Liverpool. E lui preferirebbe restare sì in Inghilterra, però non vi nego che c'è anche l'opzione di andare all'estero, sempre rimanendo in Europa. Poi al momento non so se ha ancora accettato di trasferirsi anche in Arabia, questi paesi qua, non lo so, però so solo che la sua priorità è l'Europa o al massimo l'Inghilterra. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, ciao!